Oggi silenzio assoluto, domani e lunedì alle urne. Tutto pronto per la tappa di Agrigento tra rischio Covid e voto. Processo all'ex ministro e la solidarietà di Giorgia Meloni ad Agrigento. La nostra panoramica sulle partite. Benvenuti su TVA Notizie. Giornata di silenzio, quella di oggi in vista del voto, un diritto che è possibile esercitare domani dalle 7 alle 23 e lunedì 5 ottobre dalle 7 alle 15. Si può scegliere di votare per una lista attribuendo con la preferenza al candidato sindaco, oppure si può votare solo per il candidato sindaco. È possibile anche il voto disgiunto, cioè votando per un candidato sindaco e per una lista adesso non collegata. Qualora l'elettore esprima due preferenze, una deve essere di genere maschile e l'altra femminile. E ci siamo. Domani ad Agrigento arriva il Giro d'Italia. Peccato, possiamo dire, che l'evento coincida con il voto amministrativo, ma c'è un problema più serio, quello vero, causato dal Covid, che non darà la possibilità agli appassionati di godere appieno della presenza dei ciclisti. Intanto, dopo le ordinanze emesse per regolare la viabilità ad Agrigento e nel tratto di statale 115 che attraversa Porto Empedocle, dalla prefettura arrivano nuove disposizioni che andranno ad interessare la viabilità statale. In particolare, dalle 12 di domani sarà sospesa la circolazione nel tratto della 115 tra Menfi e Ribera, mentre dalle 13 fino a cessato bisogno vigerà lo stop nel tratto tra Cattorica Eraclea e Agrigento. Tutti gli attraversamenti, gli svincoli e gli incroci saranno vigilati durante il passaggio della carovana. È ancora vivo purtroppo il ricordo del grave incidente accaduto sulla 640 proprio in occasione dell'ultimo Giro d'Italia con la violazione di un accesso. Oggi si ricordano le vittime del mare, le tantissime vittime di Lampedusa. Arturo Cantella. La data del 3 ottobre è stata scelta per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita in circostanze simili. Il 16 marzo del 2016 il Senato approvò la legge 45/2016 che ha istituito la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, con un intento commemorativo: conservare e rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria. Ma la tragica ricorrenza è diventata anche l'occasione per riflettere sul fenomeno migratorio e per diffondere la cultura dell'accoglienza. Di questo obiettivo si occupa il Comitato 3 ottobre, che anche quest'anno ha organizzato il progetto Lampedusa Porta d'Europa in collaborazione con il MIUR. L'iniziativa Siamo sulla stessa barca inoltre ha portato sull'isola siciliana gli alunni di più di 60 scuole da 20 paesi dell'Unione Europea. In programma ci sono state fino al 3 ottobre i laboratori, gli workshop svolti in via streaming, oltre a 2 tavole rotonde con i giornalisti che si sono occupati dell'argomento. Sono intervenuti tra l'altro diversi operatori del settore: Carlotta Sami, portavoce per l'Italia dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, cosiddetto UNHCR, la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina in collegamento, Juan Fernando López Aguilar, presidente della Commissione diritti civili del Parlamento europeo, oltre ovviamente allo stesso Pietro Bartolo, allora medico e quest'anno eurodeputato parlamentare. La cerimonia si è svolta stamani con la deposizione in mare di una corona di fiori, diverse le iniziative sul tema che si svolgono anche in altri luoghi dell'Italia. Nel 2020 sono state 647 le persone che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo, di cui 462 proprio nella tratta del Mediterraneo centrale che porta dalle coste del Nord Africa a quelle italiane. È un dato decisamente inferiore rispetto al passato. Dal 2014 al 2016 si registrarono
circa 3.000 vittime all'anno, come riporta l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Negli ultimi 9 mesi è ancora calato il tasso di mortalità, ovvero la percentuale delle vittime in relazione ai tentativi di attraversamento, all'1,4% dal 4,2% del 2019, un segnale molto incoraggiante ma non abbastanza per chi come Bartolo ha vissuto in prima persona questo dramma negli ultimi anni. Il nostro mare è diventato ormai un cimitero. La nave quarantena Aurelia, comunica la prefettura di Agrigento, ha completato le operazioni di imbarco di 170 migranti giunti a Lampedusa nelle ultime ore. I migranti sono stati sottoposti a tampone. All'hotspot dell'isola risultano presenti 49 persone in attesa di trasferimento. In una Catania blindata ha preso il via il processo a Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la vicenda dei 131 migranti della nave Gregoretti. Un'accusa pesante per la quale ancora una volta la Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione. L'ex ministro dell'Interno è presente in aula. Matteo Salvini è difeso dall'avvocato Giulia Bongiorno. E attorno a Matteo Salvini la solidarietà degli alleati. Ieri ad Agrigento il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha parlato di Salvini, ma anche di altro. Vediamo. Onorevole, sulla mobilitazione a Salvini a Catania, col centrodestra vi state mobilitando? Sì, ci saremo domani a Catania per portare la solidarietà a Matteo Salvini, è un nostro solito alleato, ma ci siamo anche e soprattutto per difendere un principio sacrosanto, e cioè che un ministro che fa quello che la maggioranza degli italiani gli ha chiesto di fare, che difende le leggi di questa nazione, che difende i confini di questa nazione, non può essere processato per questo. E mi stupisce come, diciamo, a 360 gradi nella politica italiana non si comprenda quanto sia mostruoso questo precedente. Perché se domani un ministro sarà processato ogni qualvolta non faccia quello che pretende il mainstream, vi comunico ufficialmente che in Italia è finita la democrazia. Chiusura del canale di Sicilia per quanto riguarda i migranti. Guardi, penso che sul tema dei migranti si continuino ad affrontare questioni che non risolvono il problema. Il punto non è dove chiudere e dove aprire, il punto non è chiudere una regione e spostare quei migranti in un'altra, il punto è e rimane impedire le partenze. Il punto è e rimane che Fratelli d'Italia è l'unico partito che ha fatto una proposta sensata, e cioè una missione europea, un dialogo con le autorità libiche, l'istituzione in accordo con le autorità libiche di un blocco navale a largo delle coste della Libia, l'apertura in Africa degli hotspot, la valutazione in Africa di chi ha diritto a essere rifugiato e chi invece è immigrato clandestino, e poi la distribuzione equa nei 27 paesi solo dei profughi. Quando noi continuiamo ad esempio a parlare della modifica delle norme di Dublino, affrontiamo un falso problema, perché Dublino riguarda solo i profughi, e di quelli che arrivano da noi i profughi sono al massimo il 10%, quel rimanente 90% di grazia cosa dovremmo farci? Quindi vedete bene che sono tutti dibattiti abbastanza campati in aria fin quando non si deciderà di coinvolgere seriamente l'Unione Europea su un progetto di blocco. È una corsa al recovery fund? Guardi, non so cosa si intenda per corsa, il governo è sicuramente un po' indietro sul recovery fund. Credo che già le risorse arrivino in ritardo rispetto alle necessità, perché buona parte di quelle risorse rischiano di arrivare quando
le imprese che dovremmo salvare con quelle risorse saranno di fatto già morte, e il fatto che il governo arrivi, diciamo, molto sulla soglia di quando dovrebbe consegnare il proprio piano, con delle linee guida molto fumose, e che tanto per cambiare non accetti il confronto con l'opposizione, tanto che abbiamo fatto una serie di proposte per aggiungere delle priorità rispetto a quelle individuate dal governo e ovviamente non sono state inserite, a me non fa essere ottimista, ma noi come Fratelli d'Italia faremo come sempre la nostra parte per tentare di dare una mano alla nazione. Cambio di segretario al comune di Cammarata. A sostituire Nicoletta Consiglio, andata in pensione dopo 35 anni di servizio, è arrivata Rossella Stornaiolo. Il passaggio di consegna è avvenuto a Palazzo Traina, sede del municipio. Nicoletta Consiglio ha mostrato grande professionalità ed umanità nei confronti del personale, ricevendo il plauso da parte delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute a Cammarata. Dei 35 anni di servizio, ben 28 Nicoletta Consiglio li ha vissuti in qualità di segretario del comune montano. I giovani imprenditori di Confindustria dicono trasformare per progettare il futuro. Ad Agrigento un interessante incontro. Arturo Cantella. Trasformazioni, uscire dal labirinto rompendo gli schemi, e questo è il tema dell'incontro organizzato oggi ad Agrigento dai giovani imprenditori siciliani di Confindustria presso l'impianto Empedocle di Ecofes nella zona industriale, che ha visto la presenza di qualificati operatori del settore. Un modo, come ha spiegato il presidente regionale degli imprenditori Under 40 Gero La Rocca, per incontrarci e fare il punto su quanto fatto, ma soprattutto su quello che c'è da fare, partendo però da un concetto di base: la cultura, parte integrante non solo del modo di fare impresa, ma anche dell'idea della stessa società. Diverse le tavole rotonde organizzate con qualificati operatori. Noi abbiamo deciso di organizzare un convegno in questo momento con tutte le precauzioni di prevenzione anti-Covid, perché ci tenevamo come giovani imprenditori in questo momento a dare un segnale forte di dialogo con le istituzioni. Alla crisi precedente, a partire dal 2008, abbiamo vissuto anche quella pandemica globale. Oggi, per poter pensare di risollevare la nostra regione, abbiamo bisogno di alcune trasformazioni. I giovani imprenditori ci sono, ma hanno necessità di essere valorizzati dalle istituzioni per creare un fronte compatto per la Sicilia e per il Mezzogiorno, da cui far partire una sorta di Next Generation Sicily che ci collega direttamente a quello che si sta mettendo in campo a livello europeo su alcuni cardini: burocrazia, infrastrutture, investimenti e digitalizzazione. Ma la Sicilia è pronta? I giovani imprenditori siciliani sono pronti a tutto ciò? I giovani imprenditori siciliani sono sempre stati pronti e hanno sempre creduto, tanto che abbiamo anche lanciato lo scorso anno un hashtag che è Resto in Sicilia. Noi vogliamo continuare a scommettere, perché non vogliamo fare le valigie come hanno fatto 200.000 giovani nell'ultimo decennio, però lo ribadiamo, è necessario che ci sia la collaborazione e la concretezza delle istituzioni. È molto importante perché oggi avremo l'opportunità di inaugurare un nuovo impianto, nuova occupazione, nuovo valore per il territorio. Le imprese, nonostante le difficoltà, si stanno impegnando a continuare a investire, a creare valore aggiunto e occupazione per il territorio. Il tema poi è un tema delicatissimo, perché il tema dell'ambiente, una trasformazione nella gestione dei rifiuti che oggi vedremo proprio realizzata nel suo pieno. Ecco, le aziende come stanno vivendo il post-Covid, Presidente? Le aziende hanno difficoltà che hanno tutti, perché le misure di contenimento ovviamente sono un limite alle nostre attività, però dobbiamo farle perché sono utili e dobbiamo continuare a perseguire questo obiettivo di lavorare nonostante le difficoltà. Vorremmo che ci fossero anche delle agevolazioni un po' più importanti da parte delle amministrazioni, delle istituzioni, e su quello stiamo lavorando. Oggi dibatteremo appunto di questo. Queste sono eccellenze che si radicano nel nostro territorio, fanno del riutilizzo dei rifiuti, facendoli diventare delle risorse, quindi delle materie prime, il loro punto di forza, ed è un bene perché si uniscono pratiche sostenibili e positive a quelle che poi è economia e posti di lavoro.
Il governo nazionale sta spingendo tantissimo su quella che è la sostenibilità, dagli eco bonus per la ristrutturazione delle case dal punto di vista energetico fino ad arrivare con il 110%, fino ad arrivare a quelli che sono gli eco bonus per l'acquisto di macchine ibride o elettriche che in qualche modo inquinano meno. E però la importante novità, visto che si parla di imprese, è che dal 1° di ottobre il Meridione paga il 30% di tasse in meno sul costo del lavoro, cioè che significa che ad un imprenditore un dipendente costerà il 30% in meno. Questo significa che rimessi i soldi nelle mani degli imprenditori, gli imprenditori faranno ulteriori investimenti o ulteriori assunzioni e io mi aspetto che il Sud davvero rifiorisca. Queste devono essere delle politiche di tassazione nuove che noi stiamo mettendo in campo e che con Recovery Fund dovranno essere sempre più forti. Quindi bene oggi qui, bene i giovani di Confindustria che continuano a essere sempre sul pezzo, come si dice, puntuali per parlare sempre di cose nuove, e soprattutto bene che la politica in questo caso si confronti con loro per prendere gli impegni, ma soprattutto per dire anche rispetto agli impegni presi un anno fa quanto abbiamo lavorato e cosa abbiamo fatto, perché davvero di strada da un anno fa, dal primo incontro, ne abbiamo fatta davvero tanto. Ecco, oggi siamo qui in grande forza col Circolo di Agrigento, con la Lega Ambiente Sicilia, ed è giusto venire da Roma per partecipare a questa inaugurazione di questo impianto importante per la raccolta differenziata e il riciclo di quei rifiuti. È uno di quegli impianti che va realizzato in tutta la Sicilia come nel resto del Sud Italia, impianti tecnologici, impianti fatti bene, a prescindere da chi li faccia, che sia il pubblico o sia il privato, perché per combattere la gestione criminale dei rifiuti urbani e speciali che è stata messa in campo anche in questa regione servono impianti tecnologici e gestioni efficaci, efficienti ed economiche. La sezione di Agrigento dell'Associazione Siciliana della Stampa interviene sulla discriminazione ai danni di una giornalista in occasione della recente inaugurazione di un complesso parrocchiale a Racalmuto. Alla cronista che lavora per le testate Grandangolo e Quotidiano di Sicilia è stato impedito l'accesso perché non in lista. Il sindacato dei giornalisti, che ha annunciato l'invio di una lettera all'arcivescovo di Agrigento e al direttore dell'ufficio comunicazioni della diocesi, considera il comportamento degli organizzatori inaccettabile e ingiustificabile. C'è da dire che i posti che dovrebbero essere riservati ai giornalisti per garantire il sacrosanto diritto di cronaca spesso vengono assegnati a tutti gli altri. Prende il via lunedì la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale avviata dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio dell'ASP, presso gli studi dei medici di famiglia e nei presidi aziendali. Sicilia in bolle e Semina 2020 è seminario. Oggi la conferenza stampa che ha seguito il direttore Arturo Cantella. Presentato oggi la nuova edizione di Sicilia in bolle organizzata dall'Associazione Sommelier Agrigentina, un programma rinnovato nel suo svolgimento e sempre particolarmente significativo per il settore viticolo, che si svolgerà in due momenti, il prossimo sabato 10 ottobre e domenica 11, presso la sala del ristorante Madison, con la splendida cornice della Scala dei Turchi. È un bell'evento, è stato comunque difficile organizzarlo in un periodo sicuramente complesso, come sappiamo, caratterizzato da questo virus, Covid, che ci ha un attimo destabilizzato. Non ci saranno i banchi di assaggio purtroppo, perché l'ultimo decreto di mercoledì di Musumeci ci ha un attimo di nuovo rimescolato le carte, però è un programma ricco. Abbiamo 4 masterclass, 2 il sabato e 2 la domenica, finalmente la prima edizione del concorso Miglior Sommelier di Sicilia, con semifinale e finale a porte aperte la domenica mattina, in cui sarà possibile partecipare e soprattutto essere il pubblico spettatore, quindi sarebbe anche bello esserci, e poi una cena di gala importante dove verranno consegnati la seconda edizione del premio Alberto Gino Grillo,
e la premiazione al finale, diciamo alla finale del Sommelier di Sicilia. Sicuramente un'edizione un po' diversa, dove non c'è un contatto con le cantine, perché non c'è stata possibilità di fare i banchi d'assaggio, ma che abbiamo comunque tentato di mantenere tramite la social room itinerante. Sui nostri siti, sul nostro sito e sui nostri canali trovate infatti le prime interviste che sono già in onda e che abbiamo fatto noi alle cantine. Siamo andati noi infatti da loro a trovarli e abbiamo reso possibile diciamo, il contatto con loro, promuovendo quello che è il territorio, il loro vino e il produttore. Io ho iniziato a parlare durante la conferenza stampa sottolineando la mia emozione per questa giornata, intanto della conferenza stampa e per le 2 giornate della prossima settimana dove si svolgerà Sicilia in Bolle. Non pensavamo in maniera assoluta di poter, in certi momenti, di poter rifare Sicilia in Bolle quest'anno. In determinati momenti ci eravamo forse lasciati prendere un po' di entusiasmo, pensavamo di poter fare tutta la manifestazione quasi per come era stata ideata e pensata e realizzata gli anni precedenti. In virtù invece degli ultimi decreti e delle norme vigenti abbiamo dovuto rimodulare il programma e abbiamo innanzitutto abolito quella che poteva essere causa di assembramento, che era la serata finale, dove ci sarebbero stati i banchi d'assaggio con la presenza di centinaia di persone. Quella la dobbiamo eliminare ovviamente e giustamente. Però ci siamo soffermati, abbiamo potenziato le varie masterclass, ne faremo 4, una sul Trento Doc con Roberto Anesi, una con il consorzio della Alta Langa, questa è una novità assoluta, con la presenza del presidente del consorzio Giulio Bava e la degustazione che sarà condotta dal nostro presidente regionale Camillo Privitera. Faremo una masterclass dedicata è un seminario di apertura sugli spumanti metodo Martinotti siciliani, lo faremo insieme agli enologi Giacomo Anzaldi e Tonino Guzzo e anche lì si degusteranno degli spumanti, in questo caso siciliani, e la degustazione la faremo noi di sommelier di AS Sicilia. Poi per concludere apriamo un po' gli orizzonti delle nostre masterclass, delle degustazioni, facendo un salto all'estero. Faremo una masterclass sugli spumanti del mondo. Avremo la presenza di Cristiano Gini, presidente di AS Toscana e responsabile nazionale dei vari concorsi che AS organizza in Italia. Una novità molto importante, oltre a quella della presenza di Altananga, è quella del concorso al miglior sommelier di Sicilia, che si svolgerà ad Agrigento e in questo caso proprio durante Sicilia in Bolle. È un evento storico per AS Sicilia, è un evento storico per la nostra delegazione, è una kermesse dove vedrà alcuni sommelier siciliani mostrare le proprie abilità sulle degustazioni alla cieca, addirittura si chiederà loro di indovinare i vitigni, il metodo di affinamento, diciamo prove di assoluta maestria che, credetemi, io i ragazzi li ho conosciuti, sono veramente molto bravi. Questo è in sintesi, diciamo, il programma che abbiamo realizzato e speriamo che sia di gradimento alle persone che, mi auguro, possano essere numerosi nel numero giusto in virtù delle normative vigenti e di ciò che possiamo come capienza ottenere. E adesso pausa per la pubblicità, a tra poco. Gabriella Cucchiara, titolare di un noto ristorante bar di Agrigento, è stata riconfermata presidente provinciale dell'Associazione Pubblici Esercizi. Da tempo porta avanti con il massimo impegno iniziative a sostegno dei colleghi. Eletti anche 2 vicepresidenti, Marco Maccarrone e Calogero Cacciatore. Pescherecci di Mazara del Vallo, il presidente della regione Nello Musumeci ha incontrato i familiari dei 18 componenti. Si ha il diritto di sapere se c'è un capo di imputazione, quali le ipotesi di reato che vengono contestate, che cosa si prevede da un punto di vista procedurale. Non è possibile che le autorità
dello Stato e i familiari debbano essere da oltre un mese tenuti assolutamente all'oscuro. C'è un'area di incertezza attorno a questa vicenda assai grottesca e noi continuiamo a fare appello al governo centrale e al Ministero degli Esteri per avere il diritto alla informazione, perché non è giusto che si debba restare in un silenzio inconcepibile. La Sicilia spesso è rimasta vittima di questi atti di pirateria, perché di questo si tratta nel mare Mediterraneo. Qui nessuno vuole contestare il diritto agli stati nordafricani di difendere le loro acque, anche perché il confine rimane ancora incerto di quelle acque, ma ci sono 18 padri di famiglia che debbono rendere conto alle proprie madri, alle proprie mogli, ai propri figli della loro condizione. 18 pescatori di Mazara del Vallo, si consenta un collegamento anche verbale, telefonico, mandino una foto, ma insomma sembriamo essere nel set di un film di terrore, insomma è veramente una cosa, o di controspionaggio, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi col sindaco e col presidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo abbiamo concordato una serie di iniziative assieme ai familiari. Dalla prossima settimana continueremo a pressare sul governo, ma al tempo stesso riteniamo sia giusto adire le vie legali, perché crediamo che ci sia una palese violazione del diritto internazionale. E intanto a Roma monta la protesta degli stessi familiari che ancora non ricevono risposte. Vediamo. Noi vogliamo sentire loro, chiacchiere. Lei non l'ha visto Di Maio? No, non si è fatto vedere. Io voglio a mio figlio e tutti i pescatori a casa, perché loro vanno a pescare per lavorare, non per andare in galera. Che cosa hanno fatto di male? Lei suo figlio l'ultima volta quando l'ha sentito? Dopo 16 giorni, una telefonata così. Da un numero sconosciuto? Sconosciuto, sì. Diceva che stanno bene, ci trattano bene, però poi diceva dateci aiuto, qui non possiamo restare, vai a qualche parte, a Roma, in qualsiasi parte, basta che mi fate uscire di qua. Ci ha detto che sono in galera. Sono in galera? In galera, sì. E non possono restare là, dateci aiuto. È una di quelle cose che gli italiani devono conoscere, ovviamente. Sì, ma che io cosa... penso di fare che non mi fermo. Io voglio a mio figlio e tutti i pescatori a casa, perché loro vanno a pescare per lavorare, non per andare in galera. Che cosa hanno fatto di male? 40 giorni in mezzo al mare, a lavorare 24 ore su 24 ore. Lei vive con suo figlio vive con lei, vero? Sì, sì. E lei ha avuto un'altra tragedia nel mare? Sì, ho perso un figlio a mare e non voglio perdere a Pietro. Lacrime ne ho fatto tante col mare io. Non stiamo parlando di un lavoro, diciamo, da miliardari, questo è un sequestro. Sì. Ci sono 8 pescatori, sì, diciamo, di Mazara, sì. Poi ci sono 2 tunisini, sì. ci sono 6 sì. tunisini, 2 senegalesi, 2 sì. indonesiani, sono tutti nessuno ha sentito... Siamo tutti disperati. Noi avevamo fiducia al governo, sì. a Di Maio, sì. Conte, a Conte, Presidente del Consiglio. Invece ci hanno abbandonato. Perché si sente abbandonata? È andata alla sì, perché noi a una settimana che siamo a Roma e lui ci vede a noi, ci sente a noi. Però non è stato facile stare in diretta a sentire il nostro dolore che abbiamo con i nostri figli, i loro mariti e il loro padre. Ci hanno traditi tutti. Come primo firmatario io, ma anche altri colleghi, Cannistrà, Antonella Russo, Felice Labro, Catano Gennaro, abbiamo presentato questo ordine del giorno urgente da discutere in Consiglio Comunale che sostiene, a sostegno quindi del decreto di legge, del disegno di legge Zan, ossia della cosiddetta legge contro l'omofobia, ma in realtà è omo, bi, lesbo, transfobia e misoginia, cioè contro tutte le violenze, le persecuzioni e gli atti di intolleranza nei confronti delle minorità
di genere cosiddette, oppure di chi sceglie nella propria vita di essere qualcuno che non è, diciamo, nella norma, tra virgolette, intesa, diciamo. E quindi subiscono sulla propria pelle violenza fino all'estremo, fino all'omicidio, come purtroppo i fatti recenti dimostrano in cronaca, ma anche nel dibattito politico sia avvenuto. Quindi è come dire, un disegno di legge che va sostenuto e che noi auspichiamo il Consiglio Comunale di Messina con questo ordine del giorno si esprima favorevolmente a favore del sostegno di questo disegno di legge, perché il concetto della uguaglianza e diritti è un concetto che deve vedere impegnato il Consiglio Comunale di Messina e la città di Messina, che è una città che deve essere aperta e inclusiva nei confronti di tutte le diversità. La società è un arcobaleno di posizione e quindi, appunto, come ogni tipo di colore all'interno dell'arcobaleno sta in maniera omogenea, sta in maniera uniforme, sta in maniera completa, anche nella nostra città questi tipi di differenze non devono essere più fatte e quindi speriamo che il Consiglio Comunale vada avanti su questa strada. Messina è una città intollerante da questo punto di vista, qual è la sua percezione, la sua esperienza? Messina è una città tradizionalmente inclusiva e assolutamente rispettosa delle diversità. Certo c'è stato qualche episodio che però non ci fa gridare all'allarme sociale come in altre realtà italiane. Ciò non toglie che, per quanto minoritaria rispetto alle altre situazioni di fatto che si manifestano altrove in Italia rispetto a questo tema, quindi con fenomeni di violenza e di intolleranza, questo non significa che, insomma, il fenomeno non vada controllato e non vada regolamentato. Noi siamo ovviamente a favore di una città che sia ancora più aperta, ancora più inclusiva e ancora più rispettosa delle diversità. Non dobbiamo cullarci sul fatto che sono pochi rispetto a quello che succede. Da noi per fortuna non è mai successo un omicidio, un'intolleranza fisica così violenta e così eclatante, ma ciò non significa che, soprattutto per chi quotidianamente le subisce, parliamo dei giovani, dei ragazzi, quelli che non hanno ancora, voglio dire, neanche la forza, la maturità per poter affermare la propria identità di genere, nelle scuole, nei campi di calcio, nelle palestre, nei luoghi dello sport, della socializzazione, possono vivere sulla propria pelle dei fenomeni di intolleranza e di discriminazione, ed è a sostegno di chi non può parlare che noi oggi come città dobbiamo prendere una posizione chiara a favore e sostegno di chi non può parlare. Il mito di Demetra e Core raccontato in realtà virtuale a Enna. Nasce a Enna il Museo del Mito, un progetto ideato per valorizzare l'area di Rocca di Cerere, dove anticamente sorgeva il tempio dedicato a Demetra. Il museo racconta ai visitatori storie e miti del territorio grazie alle tecnologie multimediali. Attraverso le più moderne tecnologie digitali vengono raccontate la storia, il patrimonio artistico e le tradizioni popolari di Enna, a partire dal mito e dal culto di Demetra e della figlia Core. Anticamente nella città siciliana sorgeva un tempio dedicato alla dea delle messi, precisamente sulla Rocca di Cerere, ai piedi del nuovo museo. Il museo è collocato negli spazi dei Capannicoli, struttura rurale restaurata dal comune di Enna a pochi passi dal castello di Lombardia. Qui lo spettatore può conoscere la storia e i miti del territorio attraverso proiezioni video immersive, animazioni e audio 3D. Il Museo del Mito nasce all'interno di un'importante valorizzazione dell'area archeologica nella città di Enna, restituisce un pezzo di città ai cittadini e anche ai turisti. Grazie alla visione dell'amministrazione è stato possibile realizzare questo contenuto culturale che è appunto un'offerta unica nel suo genere in tutto il territorio. C'era la voglia, la volontà in qualche modo e anche la convinzione che sempre di più territori che in passato si sono sfiorati anche con successo, come quelli dell'arte contemporanea, del cinema, ma anche della moda, mi viene da aggiungere, in qualche modo in futuro faranno tutto questo in maniera molto più sistematica. Questo è un primo esperimento della nostra startup, di unire quella che è l'esperienza della dottoressa Mezzano nel mondo dell'arte contemporanea e quella che è la mia nel mondo del campo cinematografico, e quindi in qualche modo di far incontrare questi due mondi e di dar vita a un racconto che vivesse di entrambe le anime, quella dell'arte contemporanea, della videoarte, e quella invece di un racconto più dritto, di un racconto anche più, mi viene da dire, anche divulgativo.
E quindi in qualche modo quello di unire queste due anime, quella dell'arte contemporanea e quella invece del racconto cinematografico, convinti per l'appunto che questi due mondi sempre di più dialogheranno tra di loro, che la contaminazione tra i generi è in qualche modo una chiave del futuro e fondamentalmente accanto a quella che è un'offerta più classica di cui mi occupo io, quindi di un racconto cinematografico, di un racconto seriale anche, si accosteranno contenuti di questo tipo. Abbiamo avuto degli esempi anche recentemente molto, molto belli e importanti, se pensiamo a Garrone per Dior, al corto che ha fatto per Dior, o se pensiamo anche alla collaborazione bellissima durante il Festival di Venezia tra Alice Rohrwacher e J.R. Ecco, in qualche modo è questa la strada che a me incuriosiva e mi incuriosisce percorrere sempre di più accanto a quella tradizionale del racconto cinematografico. E siamo giunti al calcio con la panoramica di Carmelo Lentini e l'intervista al centrocampista dell'Acragas Andrea D'Amico. Sono 4 i derby tra le formazioni siciliane nel secondo turno del girone I della Serie D. Spiccano Troina Cireale, Sant'Agata Marina di Ragusa, Dattilo FC Messina, poi ancora l'altro Messina che se la vede in casa con il Biancavilla. Ritorna a giocare al Dino Liotta e Licata dopo l'amara sconfitta esterna con il Marina di Ragusa per affrontare il Roccella, che a sua volta ha iniziato con una sconfitta interna il proprio cammino ad opera di un baldanzoso Paternò. Una sfida tra due deluse il cui esito finale potrebbe arridere sicuramente alla squadra di mister Campanella. In eccellenza gironiasi giocano 2 anticipi, Acragas e Marsala e Parmonval Monreale. Domenica invece queste le altre gare delle agrigentine: Oratorio San Ciro e Giorgio Casteltermini, Folgore Canicattì, il derby Pro Favara Unitas Sciacca. Torna invece a giocarsi al Pian del Lago il derbissimo Nissa San Cataldese. Scendendo di categoria nella terza giornata di promozione, Girone A spicca il derby tutto agrigentino Raffadali Camarat. Ricordiamo che la compagine di Renato Maggio è a punteggio pieno con 6 punti, mentre il Raffadale è ancora a secco. Sulla sfida dell'Esseneto di questo pomeriggio tra Acragas e Marsala, il cui esito finale verrà approfondito con servizi e interviste in occasione del telegiornale di lunedì prossimo, seguiamo l'intervista del centrocampista Andrea D'Amico. Andrea D'Amico è centrocampista dell'Acragas, era il suo primo anno in biancazzurro. Già ha disputato una prima gara, ecco, si è integrato abbastanza bene con i nuovi compagni, o no? Sì, stiamo lavorando bene, ho già fatto 2 presenze, una in Coppa Italia a Casteltermini, che è il passaggio del turno, e la prima di campionato dove abbiamo iniziato subito col piede giusto, abbiamo messo la partita subito sui nostri binari, non abbiamo sbagliato nulla, abbiamo l'approccio, abbiamo avuto una reazione, quindi diciamo che la squadra sta lavorando bene, ci siamo fatti trovare pronti domenica e ci faremo trovare pronti da qui fino alla fine del campionato. Ecco, dopo 2 giornate che sensazione ha provato tra il girone occidentale e quello orientale? Questo è il mio primo anno, come ho detto in un'intervista, che disputo questo girone. Sinceramente da parte mia, ovviamente non conoscendo l'altra parte del girone, bisogna mettere molto più impegno e conoscere fino in fondo gli avversari, anche se molti avversari non li conosco bene, però grazie ai video che ci fa vedere il mister in settimana riusciamo a capire bene o male come andare a prendere le squadre avversarie, quindi sicuramente cercherò di mettere più impegno e cercare di conoscere meglio gli avversari partita dopo partita. Il Marsala che avversario è? Il Marsala è una pezza di tutto rispetto, ricordiamoci che l'anno scorso era in Serie D, quindi è sempre una società presente. Quando ho capito forse vengono a fare anche il ritiro, questa sta a significare che tengono tutti a fare bella figura contro l'Acragas, ma dobbiamo far capire fin da domani al primo minuto che domani i 3 punti devono essere nostri, ecco questo. Bene, è tutto, grazie per averci seguito, l'informazione di TVA torna lunedì. Grazie a tutti e buona domenica.